Ancora migranti alla ribalta della cronaca con un'altra rocambolesca fuga e questa volta dalla nave Quarantena approdata a Porto Empedocle. Ma chi vigila sui migranti a bordo? Chi ha la responsabilità del servizio e chi dispone le varie operazioni che riguardano le navi Quarantena? Domande sopra domande per riuscire a comprendere come siano possibili casi come quello accaduto al Porto Empedoclino. Ieri vi abbiamo raccontato della fuga da un'ambulanza di un giovane migrante positivo al Covid, del quale si sono perse le tracce, con tutto quello che può comportare. Oggi parliamo di un nuovo inquietante episodio con altre persone che andavano controllate dal punto di vista sanitario, che invece con una facilità incredibile sono scappate. E a quanto pare non sarebbe la prima volta che dalla stessa nave i migranti riescano a fuggire a gruppi. Nei giorni scorsi alcuni tunisini avrebbero utilizzato addirittura una scala di corda per dileguarsi una volta arrivati in porto. Non stiamo raccontando scene tratte da un film, e purtroppo l'amara realtà divenuta intollerabile con la gente che giustamente ha paura visto il periodo. Il tutto mentre ai cittadini si raccomanda di usare la massima prudenza perché il virus circola ancora.